Sono sbarcati ieri notte a Crotone 27 clandestini, tutti di nazionalità afghana. Lo sbarco è avvenuto tra le 24 e le 24:30 e sono stati i carabinieri a cercarli quando ormai si erano già dileguati per le vie della città di Crotone, tra via Cutro e via Mario Nicoletta. Gli immigrati, divisi in nuclei familiari, sono stati trasportati al centro di prima accoglienza gestito dalla Misericordia di Isola Caporizzuto, dove sono stati accuditi e rifocillati. Tra loro nessun ferito. Si è costituito ieri alla polizia di Crotone Gianfranco Giordano, il 39enne che mercoledì scorso ha ucciso i fratelli Alfredo e Giuseppe Grisi ed ha ferito il terzo fratello Francesco, in un negozio di moto nel centro cittadino gestito da suo fratello Antonio Giordano. In manette un altro uomo che si trovava insieme a Giordano nella concessionaria in cui è stato commesso il duplice omicidio. Si tratta di Cristian Pignalosa, accusato di concorso in duplice omicidio. È l'assessore allo sport della provincia di Crotone, Gianluca Marino, il politico indagato dalla DDA di Catanzaro per voto di scambio con 4 esponenti della Coscavrenna nell'operazione Idra. Marino si era candidato al Consiglio provinciale alle ultime elezioni del giugno 2009 ottenendo 722 voti, ma non era stato eletto. Oggi il presidente dell'ente intermedio, Zurlo, ha espresso incondizionata fiducia nell'operato della magistratura. Il sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo, ha partecipato all'assemblea del personale tenutasi presso il Comando Vigili del Fuoco del capoluogo di regione, promossa dal sindacato USB. Il primo cittadino ha elogiato il loro operato, sono stati poi evidenziati i tagli su settori delicati che riguardano le emergenze ed il pronto soccorso, che penalizzano anche i cittadini. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato che i Vigili del Fuoco non hanno percepito neanche un centesimo per i lavori svolti durante l'emergenza della frana di Ianò. Il vicepresidente della Regione Calabria, Antonella Stasi, e l'assessore regionale all'ambiente, Francesco Pugliano, hanno tenuto una conferenza stampa nella sede di Confindustria Crotone per illustrare i piani di bonifica e di sviluppo previsti per il porto crotonese. Per la vicepresidente Stasi, il modello da seguire è quello di Ravenna, che presenta delle similitudini con il porto calabrese. Sulla riqualificazione delle aree adiacenti allo scalo pitagorico per offrire al turista un impatto visivo più decoroso, si è soffermato invece l'assessore Pugliano. È stata riqualificata, abbellita e riconsegnata alla cittadinanza Villa Margherita, lo storico giardino di Catanzaro. È stato il sindaco Rosario Olivo con l'arcivescovo Antonio Ciliberti e il prefetto Antonio Reppucci a tagliare il nastro davanti alla storica cancellata dell'ex Villa Trieste. Le nuove opere, costate oltre €500.000 riguardano la realizzazione di una nuova pavimentazione, il rinnovo degli arredi, la cura della preziosa e varia vegetazione della villa. Realizzato inoltre il palco della musica. Giunge quest'anno alla 4ª edizione la rassegna Sfogliando un film, dedicata al rapporto fra cinema e letteratura. Film tratti da libri e libri che si ispirano a film, una tensione reciproca fra due espressioni culturali che si intrecciano instancabilmente ottenendo risultati sempre originali. La rassegna, promossa e ospitata dalla Biblioteca Comunale dei Nobili di Catanzaro, dall'Associazione Culturale 8 e Mezzo e dall'Assessorato alla Cultura del Comune, prevede 6 appuntamenti dal 25 gennaio al 18 aprile. Ieri la prima nazionale del film Qualunque mente di Antonio Albanese al Cineteatro Masciari di Catanzaro, un evento che ha suscitato attesa negli spettatori. Presente alla prima l'unico attore calabrese inserito nel cast, il catanzarese Maurizio Comito, che interpreta uno degli amici di Cettola Qualunque. Previsto per venerdì prossimo un evento promozionale organizzato dal Comune di Catanzaro e la casa produttrice Fandango con la presenza in città di Antonio Albanese. No, non è la parodia del politico, è la parodia, non c'è parodia qua, c'è una rappresentazione iperrealista qua. È andato in scena ieri sera al Teatro Apollo di Crotone lo spettacolo Sogno di una notte di mezz'estate, testo shakespeariano rivisto in chiave moderna dal regista Giuseppe Cucco. Una visione trasgressiva del mondo fatato di Titania, regina di un bosco immaginario in cui l'amore è inteso come malattia e il rapporto tra innamorati risulta comico. Oberon è una figura ambigua e Puck, il folletto dispettoso, diventa una maschera muta che si esprime con gesti. Una rappresentazione non convenzionale che ha raccolto il consenso del pubblico in sala.